pacchetto Jolly vale 85 milioni di euro, importante, oltre alla destinazione dei 30 milioni per il maltempo appunto alla protezione civile, 32 milioni sul 2026 destinato alle giovani mamme. Un'integrazione alle entrate delle neomamme, doppia per le giovani sotto i 30 anni e poi contributi per l'acquisto della prima casa. Mira a incentivare la natalità l'emendamento Jolly annunciato dalla Giunta Fedriga per la manovra finanziaria di fine anno. Un contributo fino a 40.000 euro a fondo perduto per l'acquisto della prima casa, con caratteristiche di ISEE fino a 35.000 euro, essere titolari di carta famiglia ed anche occupati o comunque in attività di studio o di formazione. Questo si aggiunge a una misura importante che abbiamo voluto sostenere su indicazione del Presidente Fedriga, ovvero sia un sussidio per le giovani mamme fino a 30 anni di 500 euro al mese, purché siano inserite nei criteri che ho detto per il primo anno di età del bambino, e questa misura per le mamme con più di 30 anni si attesta su 250 euro mensili. La manovra nel suo complesso è la più ricca di sempre, con oltre 6 miliardi e mezzo a disposizione. Nel pacchetto Jolly sono stati inseriti altri importanti capitoli. La valorizzazione del territorio regionale anche in occasione della Capitale Italiana della Cultura 2027 Pordenone, con 8 milioni di euro di risorse. Il 50° del terremoto del 76 avrà ulteriori risorse, e poi abbiamo inserito una misura nuova, un fondo di progettazione per le scuole paritarie. Anche le opposizioni avevano posto l'accento sul problema dell'inverno demografico. L'iniziativa dunque non sorprende, ma secondo la minoranza non coglie nel segno. Quello che però ci sembra un po' di riscontrare è anche la modalità, cioè questo modo di intervenire sempre all'ultimo momento con emendamenti jolly, senza invece adottare un'iniziativa che possa portare ad una reale condivisione anche con i vari portatori di interesse, è possibile che non possa avere l'efficacia che tutti ci aspetteremmo. La denatalità è legata molto anche al tema dell'attrattività. In questo momento non si sta facendo ancora nulla per cercare di trattenere i nostri giovani qui, ma soprattutto di far venire altre coppie a lavorare per un futuro professionale in Friuli Venezia Giulia.